Ok, va bene. Cosa sto facendo? Sto affilando l'arma letale che sia io che voi avremo a disposizione per fare la rivoluzione il 21 e il 22 aprile per le prossime elezioni del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Sono Francesco Vanin di Pordenone, candidato per il Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni al Consiglio regionale. Ma i due principi che mi hanno particolarmente colpito e coinvolto per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle sono il primo, la trasparenza. Io stesso per candidarmi ho dovuto presentare il casellario giudiziario, vale a dire la dichiarazione da parte del Tribunale che non ho alcuna condanna penale. Il secondo è il fatto di aver messo al centro del proprio programma politico l'interesse delle persone, cioè tutto quello che andiamo a legiferare, che andremo a legiferare in futuro, dovrà prima tenere in considerazione l'interesse collettivo delle persone e poi il resto. Se questo non avverrà, le leggi non andranno fatte in quel senso. Mi piace l'idea di fare dei grandi cambiamenti con dei ragionamenti semplici, il ragionamento che non fa il politico di mestiere o il grande economista che ci hanno portato nella situazione in cui tutti sappiamo, ma il ragionamento che fa il buon padre di famiglia, ragionamenti semplici ma efficaci. Si può fare. Parliamoci chiaro, le scelte da fare sono molto ben evidenziate, le priorità anche, ci vuole la volontà per portarle avanti. Allora il 21 e il 22 aprile abbiamo un'opportunità incredibile di fare insieme una rivoluzione democratica che utilizza quest'arma per cambiare le cose, per cambiare la politica della nostra regione. In fondo, se tutti vogliamo metterci una croce sopra, basta farne due, una sul candidato presidente ed una sul simbolo del candidato di lista.